Dopo la chiusura dello stabilimento Ilnor a Gardigiano di Scorzè, schiarita in vista per i dipendenti, cauto ottimismo in vista del nuovo incontro chiesto dal sindacato. Revocato il previsto sciopero dei treni, domenica circolazione regolare in tutto il Veneto, così dopo l'incontro fiume del pomeriggio tra sindacati e Trenitalia. Steward a Venezia per tutto il periodo del Carnevale, 15 operatori multilingue che con gli agenti della locale vigileranno per far rispettare il decoro della città. Momenti di paura per un automobilista a Mestre, dopo una lite con gli occupanti di un'altra vettura si è vista minacciare da un sedicenne armato di coltello. Elezioni anche in casa Lega e polemica per gli esclusi dalle liste, ma il consigliere regionale Semenzato va oltre e raccomanda: occupiamoci di autonomia. Maestra scrive scuola con la Q, licenziata dal Ministero. Giustizia fatta, dice il sindaco di Santa Maria di Sala, ma il sindacato si schiera a favore dell'insegnante. Sport basket, si complica il cammino dell'Umana Reyer in Champions League dopo la sconfitta in Germania. Intanto in casa Oro Granata si attende l'arrivo di Austin Day. Ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano la vicenda della Ilnor di Scorzè, mentre i lavoratori sono andati nello stabilimento di Brescia. Oggi si è tenuto un incontro per cercare di trovare soluzioni e farli tornare nel territorio. Sentiamo. È da inizio dicembre che stiamo lavorando a Brescia, almeno una quindicina di persone, in quanto l'azienda ha richiesto per ragioni tecniche produttive la nostra presenza nei loro reparti. Non è facile come esperienza, perché comunque trovarsi a 200 km da casa non è una cosa semplice per chi magari ha situazioni familiari difficili, però stiamo facendo questo ulteriore sacrificio per far sì che la nostra vertenza abbia una conclusione positiva. Dopo la chiusura definitiva dello stabilimento Ilnor a Gardigiano di Scorzè è arrivato il trasferimento a Brescia, ma è solo temporaneo. Il sindaco ha infatti organizzato un incontro per decidere il da farsi insieme alle parti coinvolte. Occorre cercare di concretizzare questa iniziativa dando possibilità di ricollocamento ai lavoratori che vorranno e potranno avere questa idea, questa volontà. Facciamo un appello alle aziende del territorio perché siano sensibili a questo. Prima devono essere risolti i problemi del territorio per le aziende che sono nel nostro territorio, poi si possono pensare ad assumere lavoratori da altri posti. Qualche spiraglio di luce per i dipendenti inizia ad esserci. Attualmente in carico alle Redini Metalli siamo 57 circa, di cui già una decina sono in distaccamento, hanno sospeso la cassa integrazione e stanno già lavorando con contratti a termine in altre aziende, quindi questo insomma ci fa pensare che il territorio riesca a recepire una quantità sufficiente di lavoratori per far sì che non ci sia un disagio. E mentre si cercherà di capire cosa ne sarà dello stabilimento chiuso, i lavoratori continuano a tenere duro. Adesso ci sono comunque due strade aperte, quella su cui stiamo continuando è quella della vendita della Ilnor, e ci dicono insomma che degli interessamenti ci sono, e quella dopo del ricollocamento con percorsi di formazione sostenuti dalla Regione, e speriamo che anche quella vada a buon fine. Noi non perdiamo le speranze, abbiamo ancora dei mesi davanti perché i lavoratori sono in cassa integrazione fino al 3 di luglio di quest'anno, abbiamo ancora dei mesi in avanti, stiamo lavorando con tutte anche le istituzioni, anche con il Ministero, per capire se c'è qualche interessamento. Parliamo ora di trasporto pubblico. Saranno regolari le corse dei treni previste per domenica. In tutto il Veneto è stato infatti revocato lo sciopero. Sentiamo. Revocato per domenica 4 febbraio lo sciopero dei treni, circolazione dunque regolare su rotaia in tutto il Veneto, e quanto deciso nel tardo pomeriggio odierno dalle segreterie regionali Veneto dei sindacati dei trasporti con la dirigenza di Trenitalia. Incontro fiume dove ha prevalso il buonsenso, considerato il previsto afflusso di turisti a Venezia nel giorno clou del Carnevale. Non ci saranno invece convogli suppletivi, così come richiesto dall'amministrazione comunale, anche per cercare di far rispettare il numero chiuso, ovvero le 20.000 presenze nelle salotto della città in piazza San Marco. Al contrario, aumentate le corse da Venezia verso le province di Padova e Treviso. Per quanto riguarda l'offerta aggiuntiva, quest'anno la scelta del Comune
è stata di non chiedere effettuazioni di treni in arrivo a Venezia. Ci saranno qualche treno soprattutto verso Padova e Treviso, in modo particolare la domenica per il deflusso. Domenica sicuramente sarà una giornata impegnativa per Venezia per il Carnevale e ci saranno ad operare anche degli steward, 15 operatori multilingue che con gli agenti della polizia locale vigileranno per far rispettare il decoro della città. In occasione del Carnevale a Venezia sono tornati nell'area marciana 15 steward. Fino a martedì 13 febbraio saranno presenti lungo tutta Piazza San Marco i relativi accessi. Operatori multilingue avranno il compito di fornire assistenza ai turisti ma anche vigilare sugli stessi. Informeranno infatti sui comportamenti corretti da tenere nel rispetto del decoro e dei monumenti e per questo in caso di violazioni saranno di supporto agli agenti della polizia locale che a sua volta sanzionerà maleducati e incivili. Questa è la linea dell'amministrazione, perseguiamo chi si comporta male perché noi abbiamo un nome, il nostro brand, la nostra città è conosciuta in tutto il mondo e quindi deve essere rispettata sia da chi viene in città, e abbiamo lanciato questa campagna Enjoy Respect Venezia, ma non dimentichiamo che il rispetto deve venire anche da chi riceve i turisti e quindi siamo impegnati con somma attenzione riguardo a quello che è il customer care nei confronti dei nostri clienti. Facilmente identificabili gli steward vestiti con cappellino bianco e pettorina con impresso il logo del comune e la scritta Enjoy Respect Venezia, divertiti ma rispetta Venezia. Marghera sotto shock per la tragedia della bimba di appena 21 giorni trovata priva di sensi in culla dai genitori. Una coppia del Bangladesh è morta poco dopo. Della vicenda è stato informato il commissario della città Giardino che ha inviato i suoi uomini sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il magistrato di turno, Lucia D'Alessandro, potrebbe disporre l'autopsia sul corpicino della bimba che sarebbe spirata per cause naturali. Una tragedia però dai contorni ancora tutti da definire. Minacciata con un coltello da un sedicenne durante una lite tra automobilisti. È successo ieri in pieno giorno ad una 48enne di Mestre che ha chiamato la polizia. La donna aveva azionato i fari ad intermittenza per segnalare all'auto che transitava nella corsia di sorpasso a bassissima velocità di spostarsi nella corsia libera a destra per permettere di superarla. Questo indispettiva i passeggeri dell'auto in questione che costringevano la stessa a fermarsi per poi ingiuriarla e minacciarla. Il provvidenziale intervento dei poliziotti ha fatto sì che la situazione non degenerasse. L'auto sorpassata aveva fatto in modo di bloccare la richiedente ed un occupante dell'auto si era particolarmente accanito nei confronti della donna ingiuriandola e minacciandola con un coltello. Il minore è stato denunciato per minacce aggravate e violazione in materia di armi. Ed ora la politica, con le elezioni anche in Casa Lega non sono mancate le polemiche in merito alla formazione delle liste. Queste cose dovrebbero essere discusse nelle sedi opportune, cioè segreterie provinciali, nazionali che sarebbero regionali e federali. Cioè non si può uscire con chat come accade praticamente sempre o con dichiarazioni sui giornali. Se uno non è contento non fa altro che restituire la propria tessera militante e ad ogni modo dico solamente una cosa, che alla fine sarà il cittadino a decidere. Pane al pane e vino al vino. Il consigliere regionale leghista Alberto Semenzato non prende posizione nel commentare quanto sta accadendo nella Lega Nord veneziana, tra chat al vetriolo e interviste sui giornali, ma è inevitabile fare alcune osservazioni. Nel partito c'è chi non ha digerito il fatto di aver lasciato molti fuori dalle liste e poi la scelta di Sergio Vallotto, segretario provinciale secondo del listino per la Camera. Se un direttivo all'unanimità ha votato una persona è inutile che poi escano le polemiche, perché tutti vorrebbero essere messi in lista, ok? Sono state presentate le candidature, il segretario provinciale le ha portate in segreteria nazionale, ok? Qualcuno le ha mandate anche autonomamente direttamente al federale senza passare né per il nazionale né per il federale. Però devo dire anche una cosa, che il direttivo provinciale all'unanimità ha votato ad esempio per il segretario Sergio Vallotto, quindi è inutile piangere poi su quello che si vota prima, questa è la verità.
Ma al di là di ogni questione, ciò che realmente conta per Semenzato è una sola cosa. Io più che altro mi preoccupo di una cosa, e questa è veramente una cosa che mi preoccupa. Io so che il 22 ottobre i veneti hanno votato un referendum sull'autonomia e su questo io pretendo che i parlamentari che verranno eletti a Roma, soprattutto i veneti, siano disposti a tornarsene a casa se questo non verrà portato a compimento. Ed ora la vicenda della maestra elementare licenziata perché incompetente. Sentiamo. Io credo che sia stata fatta un po' di giustizia per questo scempio, secondo me, culturale anche educativo. Parole del primo cittadino di Santa Maria di Sala dopo aver appreso la notizia del licenziamento della maestra, si fa per dire, letterata, che insegnava nel suo comune, scrivendo scuola con la Q, sbagliando le doppie e commettendo gravissimi errori di quell'arte del parlare e dello scrivere correttamente che va sotto il nome di grammatica. Il fatto alla elementare della frazione di Veternigo. Questa maestra scriveva tappo con una P, e ho sentito gli strali di tanti genitori, tanto è vero che ho chiamato la regione del Veneto, mi ricordo che ho parlato con il direttore generale e dopo 2 giorni hanno mandato un tutor che sostenesse l'azione della maestra. Dopo rappresaglie dei genitori che contro la maestra avevano deciso di tenere a casa da scuola i figli, a 3 anni di distanza l'intervento del Ministero dell'Istruzione e pure della magistratura, visto che la stessa maestra era ricorsa per ben 2 volte contro il provvedimento ministeriale rivolgendosi al giudice del lavoro e, visto l'esito, inutilmente. Il giudice del lavoro ha dato ragione, la maestra è inadeguata. Un po' di giustizia è stato fatto. E sulla questione interviene oggi anche la CGIL Scuola, sentiamo. Non è detto che avere perso il ruolo come insegnante, cioè sei fuori dai giochi, no, può essere che la mettano da qualche altra parte, insomma. Quindi pur essendo stata licenziata dal Ministero dell'Istruzione, comunque come insegnante, comunque resterebbe sempre in capo al Ministero anche se con un'altra mansione. Bisogna verificare. Per la maestra licenziata forse non tutto è perduto, demansionata, potrebbe infatti svolgere nuove funzioni anche come impiegata amministrativa, così stando al sindacato della scuola. Perché potrebbe essere proprio che non è il primo caso che non sei più idoneo all'insegnamento, vuoi per una malattia, vuoi per quello che è successo adesso o per altre situazioni, però ti mettono a fare dell'altro, ti collocano in un altro ruolo. Sindacato che vuole vederci chiaro e rilancia a favore dell'insegnante della primaria Papa Sarto, ritenuta inadeguata come educatrice invece tanto dalla magistratura che dal Ministero dell'Istruzione. Io vorrei anche però vederla, cercherò di informarmi meglio su questa storia e spero che dopo tanti anni di insegnamento da parte dell'insegnante in causa, spezzo mezza lancia a suo favore, magari venga rivalutata da una commissione oppure sia fatto qualcosa per poterla tutelare nel migliore dei modi. Sera in corrispondenza di una strada laterale nelle vicinanze della Fincantieri di Marghera. Ad un certo punto dal rimorchio di un camion si sono uditi dei lamenti. Intervenuti i carabinieri hanno aperto il portellone del mezzo pesante ed hanno individuato 4 migranti appena maggiorenni. Erano stremati per il viaggio lungo attraverso Macedonia e Balcani. Sono 3 cittadini afghani ed 1 pakistano. Sono stati trasportati all'ospedale dell'Angelo di Mestre per accertamenti. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con il TG di Venezia. Cittadini metropolitani di tutta Italia riuniti oggi a Ca' Farsetti per confrontarsi su varie tematiche. Sicurezza in primis, vediamo servizio. È stata una riunione ovviamente operativa, ci siamo parlati su diversi aspetti. La cosa che intanto mi piace ricordare è che siamo
siamo molto uniti come sindaci, siamo molto uniti come città e rappresentiamo, ce lo siamo detti, ci siamo parlati anche delle varie esperienze che abbiamo avuto, ci siamo detti che è importante la tenuta democratica del paese partendo proprio dalle città e dai luoghi dove i sindaci sono eletti. Da nord a sud, un fronte comune al di là di ogni colore politico. A Cafarsetti si è svolto il coordinamento dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani dei Sindaci Metropolitani, un faccia a faccia che riveste importanza anche per l'approssimarsi delle elezioni. I primi cittadini si sono mostrati uniti nelle richieste ma anche nei progetti, a finire nel mirino soprattutto il decreto Minniti sulla sicurezza urbana sia per quanto riguarda l'organizzazione di grandi eventi sia in fatto di contrasto alla microcriminalità. Tutti abbiamo parlato di sicurezza, tutti abbiamo parlato proprio dell'importanza di dare un ruolo maggiore al sindaco metropolitano in chiave di sicurezza e di coordinamento assieme al prefetto della sicurezza, legandola sempre ovviamente al degrado urbano, ai problemi di questo genere qua, e l'altro è la capacità di attrarre investimenti efficientando la città, i trasporti pubblici, il sistema dell'ascolto, di avere una cabina di regia diretta col governo che consente alle città metropolitane di poter agire direttamente sulle leggi e sulle norme che il Parlamento poi va a votare o che il governo, i decreti che il governo va a fare. Nella serata di ieri, durante una passeggiata a Jesolo in Viale Oriente, un signore si è imbattuto in quello che a prima vista pareva un ordigno e richiedeva l'intervento della polizia. Giunta sul posto, la volante provvedeva a mettere in sicurezza l'area in attesa degli artificieri per la rimozione del congegno bellico. Gli specialisti della polizia constatavano che si trattava di un colpo d'artiglieria calibro 77 mm risalente alla Prima Guerra Mondiale. La prefettura disponeva che la bomba venisse fatta brillare nella giornata di oggi. Ed ora siamo allo sport. Basket, non è andata bene per l'Umana Reyer, sconfitta dai tedeschi sul parquet avversario. Si complica il cammino dell'Umana Reyer in Champions League dopo la sconfitta 89-81 in Germania. De Raffaele parte con Heinz, Jenkins, Bramos, Peric e Watt che apre le marcature da rimbalzo offensivo, ritmi altissimi. Bramos chiude la circolazione da sotto, poi triple di Peric e York. Peric infila proprio una tripla, poi l'Umana Reyer rientra male in transizione e si va al 21-18. I tedeschi sbagliano raramente. Si torna in campo con De Nicolao, Johnson, Bramos, Watt e Biliga. L'Umana ha delle riprese ma non riesce a conquistare la vittoria. Il passaggio del turno ora è in bilico. Abbiamo iniziato male, specialmente dal punto di vista difensivo, commenta coach De Raffaele al termine del match. Poi abbiamo giocato un secondo quarto grazie al quale abbiamo impattato partita e punteggio. Abbiamo pagato a livello fisico anche a causa degli infortuni che avevamo prima della gara e quelli accusati durante la gara Watt ed Heinz, ma abbiamo combattuto fino alla fine. In ogni caso, conclude De Raffaele, siamo ancora in corsa e ce la giocheremo fino all'ultimo secondo. Non ci resta che rimboccarci le maniche e ripartire, perché domenica si torna in campo in una partita altrettanto importante con Brindisi. Voglio ringraziare i tifosi che sono venuti al seguito, abbiamo bisogno sempre del loro supporto. E intanto in casa Oro Granata si attende con ansia l'arrivo di Austin Day. Ed è tutto per questa edizione. Subito dopo i TG torna 20:10, ospiti in studio questa sera Nicola Pellicani, candidato del Partito Democratico, e Stefano Serena, presidente del Mestre Calcio e candidato per Fratelli d'Italia. Vi saluto quindi come sempre dando uno sguardo al nostro meteo. Arrivederci. Prosegue un tempo piuttosto instabile sul Triveneto, sarà infatti una giornata caratterizzata dalla pioggia. Vediamo il dettaglio di venerdì 2 febbraio. Sul Veneto condizioni di maltempo, la perturbazione atlantica continua a portare piogge diffuse localmente anche a carattere temporalesco. Lieve miglioramento entro la nottata, salvo ancora per qualche fenomeno sulle aree costiere. Temperature massime tra 6 e 10 gradi, minime tra 3 e 7 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prosegue il maltempo con precipitazioni diffuse un po' ovunque, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, con fenomeni anche di moderata intensità. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, minime tra 3 e 6 gradi circa.
Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Anche qui prosegue l'instabilità, ancora con qualche pioggia sui settori centro-meridionali del Trentino e con locali nevicate sul resto della regione. Generale miglioramento entro sera notte. Vediamo le temperature, le massime si attesteranno sui 9 gradi, minime sui 4 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati meridionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.